Buona giornata cari telespettatori, siamo in diretta con il nostro ospite, ben ritornato Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buona giornata. E nostro malgrado, purtroppo di nuovo con Nicola Mazzonetto, non purtroppo Nicola Mazzonetto, ma con Nicola Mazzonetto, dobbiamo riaffrontare dei temi abbastanza fastidiosi, perniciosi, che non fa piacere a nessuno dover riprendere in considerazione, però tant'è, fatti di cronaca persistenti, e poi anche denunce da parte di molti cittadini, eccetera, li riportano di necessità all'attenzione anche dei responsabili naturalmente dei servizi. In questo caso sarà l'occasione un po' anche per divagare su aspetti analoghi. Ritorniamo a parlare della sicurezza, in questo caso nei mezzi di trasporto pubblici. È stato siglato anche di recente un accordo molto importante tra Confservizi Veneto, che gestisce un po' tutti i trasporti pubblici, lo ripetiamo per chi è stato generato in errore, forse non siamo stati precisissimi la volta precedente. I servizi di trasporto pubblico quindi non sono unificati in un'unica azienda, ma diciamo che Confservizi riesce a coordinarli, eccetera. Poi vedremo appunto la domanda che alcuni ci hanno girato, se ci sarà mai un'unificazione, vedremo il direttore cosa riesce a rispondere. Però fatto sta che è stato siglato questo accordo con i carabinieri, se non sbaglio. Sì. Allora vediamo di capire i prodromi, cioè cosa è successo, quali sono stati i fatti incresciosi, fin dove si è arrivati, cosa sta succedendo. Informiamo un po' i nostri telespettatori. Sì, il problema principale fino a qualche anno fa era il fenomeno del, chiamiamolo, abusivismo dell'uso del mezzo pubblico, cioè i viaggiatori che non pagavano il biglietto, e questo creava un grosso danno alle aziende. I portoghesi dell'autobus, Sì, del mezzo pubblico. con tutto rispetto per i portoghesi, sì, tra virgolette, esatto, assolutamente. per la loro nazione, però ecco, diciamo, questa, per intenderci, sì, queste persone che abusivamente utilizzavano e utilizzano il mezzo pubblico di Perché la cosa trasporto. non è debellata, quindi continua. No, controlli vengono fatti in modo sistematico, però questi controlli, al di là di avere un costo aggiuntivo, oltre al fatto del danno del mancato pagamento del biglietto, si sta aggiungendo il fatto che sempre più ci sono azioni gravi, sia nei confronti dei passeggeri dei mezzi pubblici e anche degli autisti. Ci sono delle vere e proprie aggressioni contro gli altri utenti del mezzo pubblico, tra scippi e quant'altro, ma contro gli autisti dei mezzi pubblici si sono verificate numerose azioni di violenza. Le più recenti sono accadute nel Trevigiano, però è un fenomeno che si sta diffondendo in modo pericoloso, drammatico, e questo fa portare via passeggeri. Nel senso che addirittura, cioè, sì, quindi è un danno proprio le all'azienda. persone non si sentono protette e di conseguenza cercano di evitare l'uso del mezzo, se non proprio per necessità. È chiaro che i pendolari classici, quindi gli studenti, gli operai in determinate fasce orarie sono, non dico costrette, però insomma, sono le persone che usano il mezzo pubblico con una certa sistematicità. Chi invece lo usa in modo sporadico sente di più questo fenomeno della violenza, della non sicurezza all'interno dei mezzi, e quindi lo evita se può. Da qui prendere un provvedimento, quindi alcune delle nostre aziende si erano già dotate, oltre che di personale interno, anche di personale esterno, quindi con agenzie private di security, con costi ulteriormente infatti, aggiuntivi. A carico poi di chi? Alla fine sempre del Sì, servizio. Cioè il biglietto di viaggio continua a rimanere tal quale. Sì, abbiamo avuto qualche limatura o qualche aggiunta, però che non corrisponde ai maggiori oneri che sono derivati
da questa creare una struttura di sicurezza all'interno di ogni società. Non è soltanto un problema di sicurezza sui mezzi o nei mezzi pubblici, ma anche nelle aree periferiche dove ci sono le stazioni, dove ci sono le fermate. In determinate aree non sono tranquille, non sono completamente sicure, sono in mano a balordi, a gente che o spaccia qualsiasi genere di cosa oppure violenti e di conseguenza la gente anche a rimanere ferma ad attendere il tram o l'autobus si sente in pericolo, soprattutto nelle ore anche serali. Da qui l'idea condivisa dall'Associazione Nazionale dell'Arma dei Carabinieri di fare qualcosa, di cercare di venire incontro sia ai cittadini da una parte che alle aziende. E abbiamo firmato un protocollo d'intesa già operativo. Quindi non i classici protocolli che si scrivono poi si sventolano, ma un qualche cosa di concreto. E già nel veneziano e nel trevigiano è già operativo, quindi due realtà molto importanti nel Veneto. Stiamo parlando comunque di circa metà del traffico del trasporto pubblico nel Veneto, e l'Associazione Nazionale Carabinieri si è messa a disposizione nel Veneto sono 20.000 persone che fanno parte di questa associazione, si sono messe a disposizione a sostegno delle aziende e a supporto dei cittadini per creare un clima, ristabilire un clima di sicurezza. Allora, vediamo a capire anche a come si è arrivati a questo punto, cioè perché questi, come diciamo, balordi, comunque delinquenti, perché commettono anche dei reati e alla fine tornano in circolazione, si sono concentrati, hanno trovato modo di insediarsi in questi luoghi, di fare sistema, eccetera. Come c'è stata una situazione di degrado, di mancanza di controllo, di sorveglianza, perché proprio i mezzi pubblici sono stati presi di mira, che poi tra l'altro insomma sono in genere frequentati da pendolari, pensionati, insomma persone non particolarmente benestanti, chi ha già delle difficoltà di suo. La delinquenza comune colpisce dove c'è situazioni così intanto facilità di di nascondersi, sì, di mimetizzarsi in mezzo agli altri e quindi di colpire così alle spalle, perché è chiaro che quando si fa il borseggio o lo scippo in mezzo a tanta gente è più facile poi dileguarsi e quindi sì, è una situazione in cui sì, ci vanno a nozze, ci sguazzano questa gente qui. Poi è chiaro che c'è tutto quanto un sistema sociale che ha fatto innalzare questa situazione di degrado. Qui non è tanto una questione di extracomunitari, stranieri, certo, è aumentata, però non è totalmente concentrata su persone straniere che vivono qui in Italia, anche se il numero di reati minori, chiamiamoli così, minori, sempre più sono gli attori sono loro. Però al di là di chi sono, se sono italiani, sì, se sì, sono italiani, cioè il fatto è che è tangibile che l'atto di violenza contro la persona sta aumentando in modo sensibile.
e il mimetizzarsi all'interno della confusione di un autobus, di un tram, nella gente che ha fretta per prendere l'autobus e ti prende la borsa, e poi la gente che si arrabbia perché magari l'autista del tram vuole far rispettare la legge, quindi che il biglietto, che la persona abbia il biglietto, abbia l'abbonamento, oppure che il controllore che ogni tanto va, sale sull'autobus e chiede il documento di viaggio, quindi il biglietto, e se gli va bene si sente rispondere a male parole. Quando invece la situazione magari si degenera perché la persona si sente un po' presa all'angolo, scatta, esce il coltello e da lì succedono fatti veramente gravi. Che sono stati anche denunciati. Sì, sono fatti gravissimi che è chiaro che l'azienda deve, ogni singola azienda deve denunciare, è obbligatoria, è obbligata a denunciare anche per salvaguardare non solo i propri dipendenti e i propri utenti, ma per salvaguardare anche l'immagine Sì, Qui stiamo parlando di danni che stanno ormai, siamo all'ordine di alcuni milioni di euro all'anno. addirittura. Quindi non proprio è stiamo parlando quantificabile. di briciole, cioè il danno economico è molto elevato, stiamo parlando veramente di milioni di euro ogni anno. Oltre al danno fisico di chi subisce la violenza, di chi Infatti. subisce il danno poi alla Ma persona. quella competenza di chi dovrebbe essere per attuare tutti i controlli necessari? Perché poi immagino che come si verificano in Veneto, a voi sono stati segnalati, poi voi avete controllo un po' di tutte le aziende, altrettanto avverrà in città come Milano, Roma o altre regioni d'Italia, immagino, ma la competenza ci sarà in capo a qualcuno, la responsabilità di controllare, perché altrimenti si invocano sempre delle entità che non intervengono mai, oppure bisogna proprio far capo a Roma, come poi avviene per tanti sindaci. Stiamo vivendo in un periodo in cui ci sono dei tagli che francamente sono difficili ad essere compresi anche dall'opinione pubblica, perché quando si tagliano risorse alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri, alla finanza, cioè è inevitabile che poi alla fine trovano vita più facile Sì. chi delinque, perché ci sono meno pattuglie che presidiano le città o presidiano le zone abitate, oppure i servizi, come in questo caso, i servizi di trasporto. Ma stiamo parlando che le nostre aziende hanno dei presidi molto sensibili, non solo quelle dei trasporti, ma immaginiamo le aree dove ad esempio si raccolgono o si smaltiscono i rifiuti. Uno dei danni ad esempio che si crea alla collettività e a se stessi o agli altri è quello ad esempio del buttare via i rifiuti, e chi controlla? Qui sostanzialmente abbiamo uno Stato che ha tagliato i fondi sulla sicurezza e di conseguenza ne stiamo pagando le conseguenze, Certo, cioè meno poliziotti, meno carabinieri, meno vigili. È chiaro che alla fine lasciamo che il nostro paese sia in mano a questa gente qui. Esatto, in modo indiscriminato. Voi avete fatto degli appelli per cercare degli interventi maggiori, chiesto delle collaborazioni di qualche tipo? Gli appelli noi li facciamo, noi cerchiamo di dialogare ovviamente e cerchiamo la collaborazione con le forze dell'ordine, e il fatto di aver sottoscritto un accordo con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri è il sintomo di un lavoro che abbiamo fatto, però alla fine chi paga? Cioè, questa situazione qui è veramente, cioè, è andare in cerca veramente di un espediente per cercare di colmare una lacuna lasciata da altri. Cioè, non è possibile che ci si debba avvalere
di forze private, di forze di polizia questo è un altro private aspetto. su un servizio che invece dovrebbe essere pubblico, deve essere garantito dallo Stato. Perché le forze dello Stato che sono sul territorio, che sono quindi i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza, i vigili urbani, devono essere garantiti. Queste persone devono avere mezzi e strumenti adeguati a salvaguardare le persone e i beni delle persone. Infatti qui non c'è anche il pericolo, perché si era parlato anche per la private security nelle città, no? Anche questo aveva destato un certo scalpore, eccetera. Non è una deriva poi a cui si rischia di andare a sparare, perché ovviamente l'attribuire questi poteri di controllo, di monitoraggio del territorio, che poi di intervento a questo punto, perché poi se questi reagiscono in modo violento nei confronti del personale o nei confronti dei viaggiatori, ci dovrà essere anche una possibilità di intervento. Vengono delegati, è un modo di non riuscire più a controllare e presiedere il territorio, perché questi sono sempre i primi passi, no, verso altre forme di ben peggiori. Certo, e francamente e personalmente Ci sono altre soluzioni effettivamente. Tra uno Stato di polizia privata, perché alla fine Sì. a questo si sta andando, cioè a uno Stato di polizia privata. Io rispetto il lavoro di chi fa e ha le agenzie private, però francamente è lo Stato che deve garantire la sicurezza sul territorio. Non può essere delegato a un privato, perché per quanta buona volontà Sì, ci possa essere, per quanta professionalità possono avere queste agenzie private, io francamente credo che non si arriverà mai ad avere qualche cosa, una struttura ben organizzata, ben addestrata, come quella che, ahimè, nel bene o nel male, c'era nelle forze di polizia istituzionali, carabinieri. Però se, ritorno a dire, se tagliamo i finanziamenti, è chiaro che rischia di venir meno anche la professionalità di chi opera con la divisa, quella ufficiale, perché se si tagliano le risorse non vuol dire soltanto tagliare la benzina, le macchine, ma probabilmente anche la formazione. Questo non va bene, questo è un brutto segnale che diamo. È un brutto segnale che diamo ai cittadini ed è un grande segnale, purtroppo, che diamo all'esterno a chi entra in Italia più o meno clandestinamente e fa di questo territorio il gioco di battaglia, battaglia propria. E con questo clima che c'è fuori, con venti di guerra che ci sono ormai alle porte, credo che veramente non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Quindi lei dice che sostanzialmente è necessario, sarebbe necessario che si rivedesse un po' il piano dei finanziamenti, almeno delle forze dell'ordine, almeno della sicurezza interna, che poi cosa auspicata anche da molti sindaci peraltro, perché non riescono a monitorare con le forze esistenti il territorio, in modo che si ricorra meno possibile comunque a delle polizie che deve ricevere dei soldi, perché anche questo è il discorso. Questo personale di polizia privata viene mantenuto da qualcuno, quindi sarà sempre dalla Confservizio, dall'azienda specifica che lo assume e quindi andrà in capo o a un debito, eventualmente se c'è, oppure ha dei soldi, appunto un biglietto che dovrebbe essere più caro, però a questo punto la convenienza, lei aveva sempre parlato di un break-even, no? Oltre il quale, superato il quale non c'è più convenienza a muoversi col mezzo di trasporto pubblico. Toccare questo break-even è un rischio. Sì, certo, lei ha perfettamente ragione a focalizzare questo aspetto molto particolare, nel senso che noi cittadini, e qui parlo come cittadino più che rappresentante di un'associazione, è che noi cittadini con le nostre tasse paghiamo il servizio di sicurezza, quindi, ripeto, le forze dell'ordine istituzionali. Ma dall'altra ci troviamo di fronte a pagare anche un servizio di polizia privata. Cioè, quindi paghiamo due volte lo stesso servizio e francamente non ce l'abbiamo di qualità. E paghiamo noi, come singoli cittadini, come? Da una parte paghiamo le tasse che mi sembra non vengano diminuite, dall'altra perché
perché o il biglietto o altre imposte devono coprire questi maggiori costi per, in questo caso, la polizia privata. E mettere in mano nuovamente nel portafoglio, nelle tasche dei cittadini, e per garantire a loro una sicurezza che lo Stato dichiara di voler avere, cioè di voler assumersi come impegno e come ruolo. E così dovrebbe essere. E così dovrebbe essere, cioè è lo Stato che deve garantire a tutti, da nord a sud, indistintamente, un servizio di qualità sulla sicurezza. Aggiungiamo che poi questo governo, comunque con i più recenti provvedimenti, il fatto di aver depenalizzato alcuni reati ha incrementato ulteriormente lo stato di insicurezza, perché ha fatto sì che determinati reati non vengano più colpiti, e anche i magistrati, vediamo sulle cronache recenti, sono costretti, la polizia o i carabinieri prendono qualcuno e poi neanche 24 ore sono già fuori, anche magari se uno accoltella 2 carabinieri, meno di 24 ore e abbiamo il delinquente che è lasciato fuori in libertà. Ma questo non esiste, cioè al di là dello schiettino di turno che con la sua concordia, cioè, prende 16 anni e non fa un giorno di galera, cioè, e qui stiamo veramente al ridicolo, ma però comunque siamo garantisti, ci sono tre stadi di processi, quindi è avanti, ma chi ha appena accoltellato 2 carabinieri non è possibile che venga rilasciato in poche ore, e questo è uno Stato più di sicurezza e neanche di diritto. Assolutamente. L'associazione Carabinieri che voi avete contattato, come ha reagito alla vostra proposta e che cosa dice anche al riguardo? Perché poi, bene o male, arrivare a questi accordi dovrebbe essere già qualcosa che balza agli onori delle cronache a livello nazionale, invece di nulla se ne è parlato magari a livello locale, ma niente è stato detto a livello nazionale, ed è una cosa anche abbastanza importante, direi, no? Sì, abbastanza un eufemismo. Ha dell'inverosimile come un'iniziativa così importante, esatto, partita dal Veneto, nella quale veramente con spirito di volontariato, perché poi l'Associazione Nazionale dei Carabinieri si è messa a disposizione in modo volontario, quindi non percepirà un euro, se non qualche rimborso, perché è chiaro che devono usare una macchina, ma è comunque nessun onere aggiuntivo, con un'intera associazione della prima arma dello Stato. Parte dal Veneto, però tutti quanti a tenere sotto traccia, come avessimo dato fastidio, cioè come la cosa, vediamo, cerchiamo, no, è fatto uno in tutta trasparenza, anche perché non sarei qui a parlarne se dovessimo tenerla nascosta, e poi come un qualche cosa che forse disturba, ma disturba chi? Disturba chi magari ha l'interesse di creare agenzie private? Disturba perché si solleva invece il polverone, cioè si solleva il problema? E temo che sia questo soprattutto che stia dando fastidio. Stiamo sollevando il problema che in queste nostre città, in questi nostri paesi dove viviamo, la sicurezza è ai minimi. Questo non è possibile accettarlo. Assolutamente, salvo poi se un privato cittadino esasperato reagisce, trovarsi in situazioni paradossali, quindi facciamo riferimento a fatti anche purtroppo recenti di cronaca. Torniamo su questi aspetti subito dopo la pubblicità. Infatti la cosa